Si è svolta oggi sul tardo pomeriggio, nell'area del Porto Vecchio a Limena, la tradizionale liberazione della fauna autoctona, in particolare di volatili, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente del comune di Limena, con le associazioni Il Gheppio ed Eco Club e alla presenza delle guardie venatorie. La nostra associazione, l'Associazione Il Gheppio Onlus, collabora da più di 10 anni con la provincia di Padova e oggi siamo qui grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha ospitato in loco per fare una liberazione di fauna selvatica, una liberazione che viene fatta 2-3 volte l'anno circa di media per rimettere nel loro ambiente gli animali della nostra provincia. La nostra è un'associazione ornitologica, quindi trattasi di fauna selvatica appartenente alle specie di uccelli di tutti i tipi, quindi rapaci diurni e notturni, ma anche di altre specie. A volte piccoli mammiferi come appunto i ricci. Oggi abbiamo liberato rapaci diurni e notturni, ovvero gheppi, ma anche allocchi, gufi comuni, e poi abbiamo liberato trampolieri, abbiamo liberato germani reali, quindi anche specie acquatiche, e piccoli mammiferi come appunto i ricci. Tutti questi animali sono stati soccorsi, visti, monitorati principalmente dai singoli cittadini che hanno chiamato la polizia provinciale, la quale si è appoggiata a noi come associazione per andare a intervenire, a soccorrere gli animali in loco e portarli al nostro centro di recupero della fauna selvatica che è a Villafranca Padovana. Gli animali vengono curati grazie anche allo studio veterinario associato che collabora con noi da molti anni, e alimentati, e una volta improntanti al volo, alla caccia come appunto i rapaci, oppure comunque che hanno sviluppato l'età idonea per la loro liberazione, e vengono organizzate queste liberazioni che cerchiamo il più possibile di fare in maniera pubblica, in modo da sensibilizzare il singolo cittadino nei confronti di questa attività molto importante, perché poi di fatto è lui il primo occhio per il recupero di questi animali, di questa fauna selvatica. Il tempo non è stato dei migliori, ma siamo sicuri che agli animali questo poco importi. Per loro è un giorno di festa, la festa del loro rientro in natura. Swisher Channel News, Limena.